Ciao avventurieri e benvenuti in questa nuova motoavventura. Oggi sto percorrendo la strada provinciale 2 e sono diretto a Tula, antico paesino logudorese posto ai piedi dell'altopiano su Sassu, che si affaccia sul pittoresco scenario del lago Coghinas, maggiore invaso del Nord Sardegna. In particolare mi soffermerò sul sito archeologico di Samandramanna perché al suo interno si trovano importanti monumenti ed incisioni sulla pietra veramente particolari e rare. Andiamo avventurieri, scopriamo insieme questo lembo di terra ricco di storia millenaria ed affascinanti panorami. Benvenuti a Tula, un borgo la cui economia si basa su attività prevalentemente agropastorali e artigianali, ma che possiede le carte vincenti per uno sviluppo turistico. Infatti ci sono importanti siti archeologici che oggi visiteremo e scenari veramente caratteristici, scenari ambientali dati dalla presenza del lago Coghinas. Qui stiamo attraversando Corso Repubblica, però prima di andare al nostro sito di interesse voglio visitare la chiesa di Sant'Elena Imperatrice e passare per il centro storico e vedere le sue suggestive abitazioni fatte di tufo. Vedete, qua c'è il lastricato granitico. Stiamo percorrendo via Rino Canalis, via che è stata dedicata a Salvatore Canalis, il professore martire delle fosse ardeatine. Vedete, guardate, qui ci sono dei murales che rappresentano dei personaggi del paese e delle attività tradizionali che vengono svolte in questo paesino. Questa è la piazza 4 novembre. Ora ci addentriamo nei vicoli antichi. Sarebbe via Giovanni Maria Angioi, dedicata quindi a personaggi che hanno scritto la storia della Sardegna. Questa è via Umberto I. Via Cesare Battisti. Sant'Elena Imperatrice, eccola qua, il campanile del patrona del paese. Vediamo se riusciamo a raggiungerla o se ci perdiamo a Tula. Possiamo scendere di qua. La più c'è in pendenza. Fare una sosta qui nella chiesa perché al suo interno si trova un retablo del 1500. Bene avventurieri, riprendiamo la marcia verso il nostro sito di interesse perché la chiesa era chiusa e una gentilissima signora mi ha detto che tra l'altro il retablo è stato spostato nella sua posizione originale, ovvero la chiesa di Soscoros, che adesso passiamo a visitare. Qui siamo arrivati all'area comunale del comune di Tula e l'area giochi. Stiamo ricollegando sulla strada provinciale 2. Ora svoltiamo per la chiesa di Santa Maria di Coros, che è nell'area cimiteriale. Dovrebbe essere qui proprio dietro il cimitero. Eccola qua. Ecco avventurieri, questo è l'ingresso per la chiesa di Santa Maria di Coros, che come potete vedere è chiuso con lucchetto e quindi dove non arrivano le ruote subentrano le ali. Vai sbircio!
Bene avventurieri, ora risaliamo su Scherden, lasciamo la chiesa medievale di Koros, alla quale i tulesi sono particolarmente legati, infatti è presente anche nel gonfalone comunale, e ci dirigiamo alla nostra meta principale, Samandramanna. Ci ricolleghiamo alla strada provinciale 159, partiamo per Samandramanna, la strada è cementata. Qui le campagne sono tutte coltivate, terre fertili fin dall'antichità. Ecco qua, vedete, qui la strada si fa serrata, ma dovrebbe essere un piccolo tratto. Ora salutiamo Scherden, che anche stavolta ci ha risparmiato una scarpinata, e ci dirigiamo verso il sito di Samandramanna, che tradotto in italiano sarebbe il grande recinto, visto che in sardo Samandra è un grande recinto appunto dove si raduna il bestiame. Andiamo a scoprirlo, seguitemi. Qui troviamo la cartellonistica che fornisce alcune informazioni sul sito che andiamo a visitare. Vedete? È presente un ipogeo, una muraglia, una tomba dei giganti. Andiamo a vedere la muraglia. Ecco avventurieri, ora siamo di fronte a uno degli ingressi di questa grande muraglia megalitica che misura 120 metri di lunghezza se si considera la parte costruita solo sul pianoro e 188 se si va a conteggiare anche quella sul precipizio. È alta circa 3 metri e larga circa 3 metri ugualmente. Vi dico subito che io oggi farò una visita amatoriale, quindi se siete interessati a un esame più dettagliato dei reperti presenti all'interno della muraglia, vi consiglio di rivolgervi a una guida esperta in materia. Quello che posso dire con assoluta certezza è che questo sito rappresenta una testimonianza millenaria della presenza dell'uomo in questo lembo di terra, che già da allora si prestava benissimo all'attività di allevamento e di agricoltura, pilastri fondamentali dell'economia odierna. Ora entriamo al suo interno, attraversiamo questo primo accesso. Guardate, c'è un lungo corridoio, poi ci soffermeremo più sui dettagli. Ora attraversiamo, entriamo all'interno della muraglia. Stiamo entrando nel pianoro. Guardate. Quale sia stata la reale funzione di questa grossa muraglia non si sa con certezza, ma si portano avanti diverse teorie, alcune delle quali sostengono che avesse una funzione strettamente difensiva, altri invece gli attribuiscono una funzione astronomica, dato che in determinati periodi dell'anno, in corrispondenza degli equinozi, si verificano particolari allineamenti di luce tra i vari ingressi presenti nella muraglia. Guardate, questo è ciò che resta del nuraghe a corridoio, nuraghe che secondo recenti analisi al radiocarbonio eseguiti sui materiali rinvenuti, effettuati dalla docente di protostoria dell'Università di Sassari, hanno consentito di collocare il suo periodo di edificazione nel 1800 a.C., l'età del bronzo medio. Quindi un balzo indietro rispetto alla datazione degli altri nuraghi presenti in Sardegna, che gli consentono di essere definito il più antico della Sardegna. Guardate, osservando con attenzione questi grossi blocchi granitici si possono notare queste incisioni. Ci sono delle aste quasi verticali e altre un po' più oblique con dei fori posti in determinate posizioni di varie dimensioni.
Che i nuragici sapessero scrivere in tutta la Sardegna è un dato ufficializzato dall'archeologia ufficiale a seguito del ritrovamento di circa 60 reperti con caratteri alfanumerici. Però c'è chi di fronte a queste incisioni si spinge ben oltre. Secondo infatti gli autori del seguitissimo blog Sardegna Isola di Atlantide, queste incisioni sarebbero una testimonianza dell'esistenza dell'antico alfabeto sardo. Un antico alfabeto creato ben 7000 anni fa, quindi ben prima di quello sumero. Del resto nessuno può dire con certezza che questa muraglia non possa avere svariati millenni in più e che magari sia stata soltanto ripresa e modificata dai nuragici nel corso dei millenni successivi. A mio avviso questa è una teoria sicuramente affascinante che contribuisce a valorizzare il popolo sardo, ma che non ha ottenuto ovviamente il riconoscimento dell'archeologia ufficiale, anche perché di testi scientifici a riguardo non ce ne sono. Una teoria che fa e farà discutere sempre di più, anche perché una volta confermata farebbe riscrivere l'intera storia del Mediterraneo. Per concludere il discorso in stile Alberto Angela, chissà, forse un giorno tutto sarà più chiaro o forse non lo sapremo mai. Bene avventurieri, ora risaliamo in sella, scendiamo la collina perché voglio dirigermi verso la piazzola panoramica del Coghinas, altra risorsa di Tula che regala degli scenari veramente scenografici. Guardate Tula al tramonto, stiamo riscendendo il paese, vi ricordo da Samandramanna. Siamo di nuovo all'interno del paese. Adesso procediamo in direzione Irula. Avventurieri, stiamo scendendo per il Belvedere. Stiamo arrivando alla piazzola panoramica. Guardate che panorama, ormai il sole ci ha abbandonati. C'è qualcuno che approfitta della location. Andiamo a scendere più in basso. Guardate che spettacolo.
Bene avventurieri, in questo spettacolare scenario sul lago Cughinas con la luna alle mie spalle si conclude questo nuovo viaggio tra le ricchezze naturali e storiche di Tula. Mi raccomando, se anche questo video vi ha emozionati lasciate un like, condividetelo con i vostri amici ed iscrivetevi al canale per non perdere le prossime entusiasmanti destinazioni. Ciao avventurieri!